A 100 anni aumentano i malanni, vuoi o non vuoi, sono tutti tuoi. Ha 101 anni compiuti e andiamo verso i 102 anni. Com'è andata? Com'è andata questo esame per la patente? Bene, numero 4, mi ha chiamato, io il numero 4. Piano, gli do cosa. Ma lei ancora vuole guidare? Mi ha detto, che si certo, devo andare a fare la spesa, devo andare in chiesa, al cimitero. Ah, se per questo, si accomodi là. Ha preso la bacchetta, questo cos'è, questo cos'è, questo cos'è. Mi fece leggere tutto il cartellone. Mi disse, complimenti, lei ci vede meglio i miei. Con tutti e due occhi? Mi ha dato per 2 anni. Come passa la giornata? La giornata come passa? Passando il tempo sotto, facendo qualche cosa, perché fermo non so stare. Mi muovo sempre. Poi sotto c'ho quel giardinetto, quel cosa, passo il tempo con le piante, le cose. E esce con la macchina? Sì, esco con la macchina e devo andare a fare la spesa, cosa ancora. Andiamo al bar, andiamo al bar, Andiamo al bar, le offro io il caffè stavolta, andiamo e guida lei. Però prima dobbiamo passare dai ragazzi dell'associazione siciliana Leucemia che vogliono salutarlo. Sì, grazie. Andiamo perché loro fanno un grande lavoro di solidarietà, aiutano tanta gente. Quando lei ha fatto 100 anni hanno pubblicato la foto. Eccoli là, guardate, siamo a Capodorlando. Si prende la vita per come Il signor Mazzone è il più vecchio di Capodorlando, perché Capodorlando ha 97 anni, ne fa 100 fra 2 anni e mezzo. Mi fate vedere dov'è la foto del signor Mazzone? Quando ha festeggiato i 100 anni. E guarda, è proprio accanto alla manifestazione di oggi dell'anno scorso. Avete dato la maglietta al signor Ora Mazzone? gliela Signor Mazzone, salutiamo e andiamo in macchina? Sì, andiamo. Buon passeggio allora. Grazie, grazie di esserci venuto a trovare. Con noi c'è sempre Francesco che sarebbe il figliolo. Quanti nipoti ha lei? Nipoti, ce n'ho 4, 5. 5. Andiamo, salga sulla macchina. E si prende il tempo per com'è perché di meglio non ce n'è, io non ho cosa fare. Il suo desiderio per il futuro qual è? Il suo desiderio per il futuro di stare bene, di potermi muovere. Stavo facendo il lungomare di Capoorlando, ma quando era giovane il lungomare non c'era. Qui proprio non c'era il lungomare. Se lo ricorda quando l'hanno costruito? Io me lo ricordo, sa quando l'hanno costruito? Mi ricordo tante cose. Ecco lì c'è il faro di Capodorlando lì in fondo. Il signor Mazzone giustamente fra poco girerà perché andiamo a Val delle Poste. Eccoci qua. Vi ricordo che questa non è una macchina automatica, è col cambio. L'ha portata mai una macchina automatica? Sì, una macchina cambio automatico, io guidavo l'autoblindo e stancavo da americani. Io ero con gli americani, stavo da Foggia, stavo con loro. Ecco qua, sta parcheggiando, guardate il signor Mazzone, sta parcheggiando all'americana. Ecco qua, questa macchina l'ha comprata solamente 2 anni fa, pensate un po'. Eccoci qua, perfetto. Ok, scendiamo. Andiamo. Stiamo facendo un servizio per la televisione col signor Mazzone che ha 101 anni. Ci sediamo fuori, va bene? Va benissimo. Va benissimo, signor Mazzone è arrivato. Gliel'ho detto a tutti che ha compiuto 101 anni. Saveri ha guidato lui, mi ha portato lui qua. Signora, buongiorno. Buongiorno, come va? A posto. Quando ha fatto l'esame della patente, gliel'hanno detto subito che avrebbe potuto guidare fino al prossimo anno? Sì. Ma lei ci vede meglio di me.